grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri nella festa di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d'Italia, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, vi benediciamo, vi adoriamo, vi glorifichiamo, vi rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli Apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa, entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e mettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Datemi gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi crede nel Figlio la vita eterna dice il Signore, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Alleluia, alleluia, alleluia.
In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un augurio di buon onomastico a tutte coloro che portano il nome della Santa che noi oggi ricordiamo, di Santa Caterina. La morte del diacono Stefano, primo martire, non è servita a placare la persecuzione contro la Chiesa nascente di Gerusalemme. Anzi, l'odio e la sete di vendetta contro i primi cristiani sono cresciute a dismisura sotto il patrocinio di Saulo, che San Luca senza mezzi termini descrive nella sua intenzione e volontà di distruggere la Chiesa. Questa descrizione è quanto mai attuale e riassume lo stato di vita di molte comunità cristiane dell'Oriente e dell'Africa, provate dalla sete di sangue e di morte, dimostrata specialmente dal terrorismo di matrice islamica e dall'avversione di alcune ideologie totalitarie come il comunismo. Ma nella situazione di persecuzione contro la Chiesa narrata dall'episodio degli Atti degli Apostoli, lo dobbiamo mettere con rammarico, ci rispecchiamo pure noi. Sicuramente non nella forma che prevede, nel caso della prima lettura, di morire anche in maniera cruenta, cioè con spargimento di sangue o con violenze fisiche di vario genere. Ci rispecchiamo nella prima lettura quanto a una persecuzione che rivediamo e riviviamo anche noi nella sostanza. Non possiamo fare a meno di notarlo. Ci sentiamo un po' perseguitati, soprattutto in questi giorni, certo in maniera meno appariscente, ma più subdola, da parte di quanti sostengono la tesi secondo cui le nostre chiese rappresentano e sono luoghi di contagio e a causa di questo ci impediscono di rimettere in moto l'essenziale che è per noi credenti il nostro rapporto con il Signore, che coltiviamo soprattutto attraverso la vita sacramentale della Chiesa, per mezzo delle celebrazioni liturgiche. Questo pregiudizio è una sorta di maschera sotto cui percepiamo di essere abitati, di essere un po' nell'occhio del ciclone per essere credenti. Ci sentiamo messi da parte, ci sentiamo anche derisi, umiliati, non capiti. E per questo riconosciamo che nemmeno la fede viene presa più in considerazione e nemmeno il culto, che ne rappresenta uno dei diritti fondamentali di ogni uomo e la possibilità di esercitarlo, diritto che è riconosciuto e tutelato, protetto sia dalla Costituzione sia dal concordato tra Stato e Chiesa. Abbiamo scoperto, ahimè, che tutto questo in questi giorni ha un grado inferiore alla Serie A
alla corsetta, agli sport individuali e di squadra, agli estetisti e ai parrucchieri, alle piscine e alle palestre. Di fronte a questa situazione, come cristiani ci chiediamo: può la persecuzione, che nel nostro caso si manifesta attraverso un'odiosa indifferenza o nelle altre sue forme, può tutto questo venire da Dio? Può Dio, che noi chiamiamo Padre, come Gesù ci ha insegnato, permettere alla sua Chiesa di vivere situazioni in cui i suoi figli rischiano la vita stessa, oppure rischiano l'emarginazione culturale, l'emarginazione sociale, psicologica, anche politica, per testimoniare la fede in Lui? Nella prima lettura che abbiamo ascoltato possiamo trovare una risposta a queste nostre domande. San Luca infatti presta attenzione, nella narrazione dei fatti da lui compiuta, a porre questa persecuzione in relazione, in collegamento al piano provvidenziale del Signore, che costi quel che costi non cessa di accompagnare la sua Chiesa. Notiamo a tale riguardo un elemento semplice che è una parola, la parola però. Questa parola diventa centrale nel brano, e per questo è importante. La Chiesa è perseguitata anche con violenza. Quelli però che erano stati dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola di Dio. Da questo semplice elemento comprendiamo che la persecuzione, insomma, diventa l'occasione per una diffusione ancora più grande della buona e lieta notizia del Vangelo. Così San Luca, autore degli Atti, ci invita ad avere uno sguardo di fede sulle vicende della Chiesa, su quelle della nostra vita e su quelle come quelle attuali a cui dobbiamo far fronte. Tutto diventa provvidenziale nelle mani di Dio. Così nel momento in cui l'uomo pensa di essere il protagonista assoluto della sua storia, in realtà scopre che il vero protagonista è Dio. È Lui che porta avanti il suo piano di amore e di salvezza. Così abbiamo oggi un suggerimento prezioso per poter vivere il tempo presente con speranza, quella di poter vedere presto, se lo auguriamo, le nostre chiese riprendere vita nella piena e rigorosa osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie che ci verranno suggerite, ma anche la speranza di sapere che nonostante tutto siamo nelle mani di Dio. Se Lui permette da un lato questo prolungato digiuno eucaristico, dall'altro Egli non ci abbandona e continua a restare e a camminare con noi. E nel futuro ci darà le risposte ai tanti perché, che in questo periodo continuano incessanti ad affiorare dal nostro cuore e dalla lettura dei fatti particolari e singolari che stiamo vivendo e per questo motivo ci interrogano. Procedendo ulteriormente nella lettura dell'episodio degli Atti degli Apostoli, su cui oggi la liturgia della Chiesa ci invita a meditare, incontriamo Filippo che, sceso in una città della Samaria, predicava l'ora di Cristo. Ciò che Filippo fa coincide esattamente con quella che è la missione della Chiesa. Essa altro non ha da dire e da dare se non Gesù Cristo Salvatore. Ogni altro contenuto del suo annuncio, ogni altra iniziativa di qualsiasi carattere, di qualsiasi tipo, deve trovare qui, in Cristo Signore, il centro, il cuore, il punto di riferimento. Se questo non avviene, allora significa che la Chiesa tradisce la missione che ha ricevuto direttamente da Gesù. In questo periodo che chiamiamo di sospensione, dove nelle nostre
comunità, ci stiamo interrogando tutti su quale futuro prossimo ci attende, soprattutto a riguardo dell'estate ormai imminente. Abbiamo però il tempo materiale e la tranquillità da un certo punto di vista per poter riflettere su quanto abbiamo fatto finora e su come lo abbiamo fatto attraverso le nostre attività liturgiche, per così dire, catechistiche, oratoriali, caritative. Abbiamo fatto tanto, abbiamo profuso tanta fatica, ma lo riconosciamo con pochi risultati concreti. Riflettendo su questo aspetto, mi è venuto in mente un passo del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Anche noi, come discepoli, in quel brano, in quel frangente, siamo usciti con le nostre barche nelle acque agitate della nostra società e nella notte del nostro tempo abbiamo calato le reti con fatica, con ingegno, con creatività, ma non abbiamo preso nulla. Tanta architettura certe volte, anche molta ingegneria pastorale, ma che finisce per mettere al centro noi e la nostra volontà, non quella di Dio. Segno allora questo, lo sperimentiamo, che forse la nostra azione, anche per questi motivi e non solo per questi, si rivela poco efficace. Quando attraverso quello che noi facciamo non proclamiamo Cristo, Signore, ecco che i risultati non ci sono, non arrivano. Pensando alle attività estive che ci stanno molto care, come il GRES, il campo di scuola e altre iniziative, quando anche in queste, chissà magari nel futuro prossimo, non ci siamo preoccupati, non ci preoccupiamo, non ci preoccuperemo di annunciare Cristo, nostra unica salvezza e speranza, ecco allora che diventiamo dei semplici assistenti sociali, dei semplici babysitter, bravi, e non voglio sminuire con questa nomenclatura nessuno, bravi animatori da spiaggia, forse, per carità, bravi, capaci sotto il profilo umano, nessuno dice niente, ma forse inefficaci dal punto di vista della fede cristiana. Finiamo per diventare allora bravi maghi, bravi giocolieri, bravi arbitri, bravi danzatori, bravi DJ, bravi intrattenitori, ma poi basta. Oltre a chiederci se siamo bravi a fare tutte queste cose, andiamo a monte della questione. Siamo bravi ed efficaci annunciatori attraverso queste attività di Gesù Cristo, nostro unico Salvatore? Filippo lo è stato. Filippo ha annunciato Gesù Cristo con efficacia. Da dove sappiamo questo? Lo sappiamo dagli esiti che il suo annuncio produce e che sono riportati nella prima lettura. Le folle, ci dice l'autore sacro, unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Sentire e vedere. Abbiamo qui due canali e due suggerimenti che potrebbero garantire anche a noi un po' di efficacia nel nostro annuncio del Vangelo. La parola infatti illumina la vita e la vita verifica la parola. Il nostro compito di annunciatori come Filippo della buona notizia evangelica, e come lo è stato Santa Caterina da Siena, deve sempre misurarsi e confrontarsi con questo duplice criterio. Ma ce n'è anche un altro criterio. L'Evangelista Luca infatti ci rivela pure che grazie a tutto questo vi fu una gioia grande in quella città che non è nominata. L'arrivo del Vangelo del Signore è sempre motivo di gioia. Il Vangelo è annuncio di gioia.
gioia della salvezza, gioia di sapere che crediamo in un Dio che è amore. Non è la gioia dei sorrisini a 32 denti, che come dico sempre lasciano il tempo che trovano. La bontà della nostra missione allora si verifica anche dalla gioia da cui è accompagnata, nella nostra vita e in quella dei fratelli. Gesù infine nel Vangelo rivolge alla folla una parola molto penetrante. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Si può vedere, ma non credere. Ecco un altro aspetto che ci riguarda. Vediamo il Signore, ne facciamo esperienza quotidianamente, viviamo la sua presenza, ma poi crediamo per davvero e viviamo come veri credenti. Vi propongo un piccolo giochino, simpatico ma efficace. Rovesciamo la frase che oggi, chissà, purtroppo forse è sulla bocca di molti e sulla vita di molti cristiani, o perlomeno che si definiscono tali. Noi siamo credenti ma non praticanti. E noi certamente siamo praticanti, ma quanto siamo credenti? Accogliamo queste domande e queste provocazioni nel nostro cuore. Ci scuotano per fare di più, per dare di più, ma soprattutto per essere di più. Chiediamo al Signore, anche per l'intercessione di Santa Caterina che oggi ricordiamo nella sua festa, la grazia di credere davvero, di fare sempre seguire alla pratica religiosa una vita di fede che sia autentica e sincera, senza ipocrisie di sorta. Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina e fa che l'insegnamento della sua vita ci renda sempre più ferventi nel rendere grazie a te, fonte di ogni bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio,
noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Dio Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. celebrato il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Caterina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ricordati di Luciano e di Grando Teresa nell'anniversario della loro scomparsa, di Drigo Lucia, dei defunti della famiglia Versolato, dei nostri familiari, parenti e amici defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è la mia salvezza, e con lui non temerò.
Preghiamo. Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunichi a noi la tua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Petteretto, arcivescovo di Esztergom Budapest e primate di Ungheria, per chiedere la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e riposo eterno a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato, commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Caterina da Siena, patrona della nostra comunità nazionale, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Caterina da Siena la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Caterina da Siena ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina